Mister Mauro Zironelli, 2-2 sul campo del Legnago, doppio vantaggio, poi il pareggio. Come analizzare questa gara? Beh, è stata una partita molto dura perché si giocava sull'uno contro uno e siamo stati bravi a andare in vantaggio, abbiamo sfruttato le due occasioni sul calcio piazzato e poi abbiamo sbagliato qualche azione di contropiede dove sull'ultimo passaggio potevamo finalizzare meglio, però è andata così. Poi su una mancata comunicazione dietro abbiamo preso il primo gol, ci può stare, poi secondo tempo siamo un po' abbassati e abbiamo sbagliato anche lì qualche contropiede, e loro sono stati bravi a chiudere e su una chiusura hanno rimesso palla dentro e abbiamo preso il 2-2. Poi non abbiamo rischiato niente, un paio di interventi del nostro portiere in uscita, però dai, portiamo a casa un buon punto secondo me perché abbiamo giocato contro una buona squadra, un'ottima squadra che ci ha messo in difficoltà, però ho visto un grandissimo impegno e una grande intensità da parte nostra dove abbiamo veramente raddoppiato addirittura l'uno contro uno, quindi sono contento che vedo una squadra coraggiosa e con una paura di giocare contro nessuno, quindi di questo devono essere soddisfatti e piano piano metteremo a posto anche qualche piccolo difetto, però andiamo avanti. Mister, sicuramente le occasioni create non sono mancate, oggi però c'era un grande assente lì davanti, Giacomo Marangon. Quanto è importante un giocatore come lui e quanto oggi si è sentita la mancanza comunque di lui davanti? Sì, beh, è chiaro che nei momenti di difficoltà, magari per farci respirare, lui riesce a manovrare meglio, gli altri ovviamente hanno altre caratteristiche di profondità come Silenzio e Camarà. Abbiamo scelto di giocare di rimessa in contropiede e ci stava andando bene. Un paio di volte ci è mancato veramente l'ultimo passaggio per presentarsi davanti al portiere, però non guardiamo, adesso pensiamo alla Coppa Italia, questa partita è andata, peccato per il 2-0 normale, però secondo me abbiamo portato a casa un buon punto perché questo è un campo difficilissimo. Grazie mille. Grazie a voi.